diciamo là. Sapete che in questa valle c'era la più considerevole concentrazione di mulini ad acqua forse d'Italia. Qui poi se trovo un libro ve lo devo regalare, un libro che racconta appunto la storia di questi mulini, e qui sono censiti nella vallata intorno a 25 mulini, censiti, che funzionavano. Perché l'acqua da uno dall'altro andava dall'altro. Fino ai primi anni 50 Fino ai primi anni me ne ricordo vagamente. Lo so, anche perché mio nonno era il possessore dell'ultimo mulino, quello che stava più a valle, il mulino di Giuseppe Campanato. Quindi alcune macine sono rimaste. Ma l'ultimo che ha lavorato per L'ultimo di Caporazzo, infatti, stavano i mulini a acqua funzionavano, quindi con la forza motrice era l'acqua. Sì, perché avevano un cisternone sopra che si riempiva con l'acqua. L'acquota. Quando era piena aprivano le portelle sotto e Poi viene dal latino, dall'italiano, non dall'italiano, dal latino, da cui l'italiano raccolta, no? Raccoglitore di La acqua. famosa acquota. Prendeva l'acqua. Che c'è ancora? Sì, ma ce ne sono ancora delle.